Bene, eccoci qui. Direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutte e a tutti. Questa sera siamo in diretta dal Manifesto Sardo, dalla nostra pagina Facebook e anche su YouTube. Questa sera si svolgerà un incontro dal titolo Paura e urgenza del futuro. Questa è una iniziativa che nasce dall'appello pubblicato il 20 settembre 2023 sul manifesto sardo. Un appello firmato da giovani attivisti e attiviste, giovani impegnati e impegnate da varie dimensioni della società nella questione climatica, che non vogliono vedere bruciare la Sardegna. Questo era il titolo, che pone 5 quesiti. 5 quesiti che hanno avuto delle risposte nel nostro giornale e anche fuori dal nostro giornale, fortunatamente. C'è stato l'intervento di Cristiano Sabino dal titolo "Contro la quarta colonizzazione della Sardegna senza se ma e però". C'è stato poi l'intervento di Antonio Muscas, sempre nel Manifesto Sardo, dal titolo "Non vogliamo vedere bruciare la Sardegna, ma non vogliamo nemmeno la speculazione energetica", e poi l'intervento di Enrico Lobina sul suo blog. A distanza di quasi 2 mesi dalla pubblicazione delle domande sul fossile e sul suo superamento, sul negazionismo climatico, sul progetto delle rinnovabili in Sardegna, l'intento del Manifesto Sardo è ospitare un dibattito pubblico proposto dai ragazzi e dalle ragazze a cui aderiscono le persone firmatarie dell'appello ed esponenti dei comitati in lotta contro la speculazione energetica. Ritengo che per la complessità di questo tema, della complessità e delle differenze tra le galassie politiche che orbitano attorno a questo tema, delle personalità politiche, del mondo dell'attivismo, non si possa esaurire stasera questo confronto, ma possa continuare anche attraverso nuovi confronti, anche in presenza, sarebbe meglio certamente anche in presenza, proposti non solo dai comitati contro la speculazione, ma da ogni soggetto politico che voglia confrontarsi liberamente. Il dibattito di questa sera sarà animato da Paola Pilisio, attivista e autrice di numerosi articoli sull'energia nel nostro Manifesto Sardo, da Mattia Uzzau e Lorenzo Tecleme, che sono i firmatari del documento alla Sardegna da parte di giovani che non vogliono vederla bruciare, e Gigi Pisci, che è portavoce dei comitati contro la speculazione energetica. Ricordo che sarà possibile interagire con i nostri ospiti e le nostre ospiti durante questo confronto anche attraverso domande e interventi che verranno ripresi in diretta. Intanto c'è un'idea condivisa da tutti i partecipanti stasera, un'idea condivisa da una vasta galassia di organizzazioni politiche, di organizzazioni ambientaliste, di organizzazioni ecologiste, e cioè l'idea di sostenere azioni politiche che contrastino gli effetti devastanti e distruttivi per l'umanità dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Questa idea condivisa mi porta ad affermare che non vogliamo avere nulla a che fare con negazionisti e complottisti di ogni risma. Come Manifesto Sardo abbiamo maturato un orientamento ecologista, femminista e antiliberista da tempo, dagli anni 70, praticamente da prima che io nascessi, appunto, non da ieri. Un orientamento che vuole decolonizzare l'ecologismo e che ritiene necessario connettere in una rete più ampia, una rete che unisce tutti coloro che pensano, che sono consapevoli che l'umanità sta abitando un mondo sbagliato, perché non mette al centro le persone, ma solo i mercati e la finanza. E per farlo, noi del Manifesto partiamo dall'analisi che la Sardegna è stata avvelenata da modelli di sviluppo che sono stati neocoloniali e che l'hanno trasformata in una terra di disuguaglianza, di inquinamento e di occupazione militare. Il senso di questo incontro
e dare significato e dare ragione anche alle voci della scienza e dell'attivismo climatico, che ci ricordano quanto è vicino il disastro e che siamo ancora in tempo per cambiare radicalmente il nostro attuale modo di vivere, il nostro modo di produrre, il nostro modo di consumare. Non possiamo non considerare l'azione non violenta delle 6 cittadine aderenti alla campagna Fondo Riparazione promossa da Ultima Generazione, che qualche giorno fa, il 13 novembre, hanno effettuato la prima azione di disobbedienza civile a Cagliari, fortemente repressa dalle questure con una sproporzionata, per usare un eufemismo, risposta autoritaria, feroce e violenta. Però le cose si complicano quando passiamo dalle nostre buone intenzioni apparentemente lineari nel piano globale del caos, dove le risposte sono semplici, al piano locale, dove la crisi climatica viene filtrata da tanti attori, dei media, dai giornalisti, dal governo della nostra regione, dalle politiche industriali, dall'antica e sempre attuale relazione tra il lavoro e il capitale, che svela comunque la vera natura del neoliberismo, proprio nella pratica di tutti i giorni dell'ingiustizia climatica, e persino, per connettermi al tema di questa sera, della speculazione energetica. Quindi, da persona che opera nell'informazione e poi come attivista, mi faccio una domanda e vi faccio una domanda: esiste il rischio di appiattirci a logiche neocoloniali anche dentro una delle più drammatiche crisi dell'energia di tutti i tempi? Uno, insomma, dei nostri autori del Manifesto Sardo denuncia ogni 15 giorni decine e decine di istanze di pronuncia di compatibilità ambientale, di competenza nazionale e regionale per centrali eoliche che complessivamente dovrebbero interessare più di 10.000 ettari di boschi e di terreni agricoli, da un'ottantina di richieste di autorizzazioni per impianti fotovoltaici. Come scrive Italia Nostra in Sardegna, c'è una vera e propria corsa ad accaparrarsi immense aree marine per l'installazione di questi impianti, che ad oggi sono state presentate da decine e decine di richieste di installazione di più di 800 pale attorno alla Sardegna. Tutto questo è un problema? Tutto questo fa parte di un tentativo di speculazione energetica oppure no? Oppure non esiste nessun tentativo? Esiste il rischio che si possa mettere in discussione la ricchezza dei nostri valori naturalistici, ambientali, paesaggistici, storico-culturali senza una seria pianificazione energetica? Esiste questo rischio in relazione alle proposte di centrali energetiche da fonti rinnovabili provenienti da privati, anche in assenza di sufficienti vincoli e piani paesaggistici, oppure no? Esiste questo rischio in Sardegna se fossero approvati tutti i progetti di centrali per la produzione di energia e di fonti rinnovabili? Sarebbe davvero un'overdose di energia prodotta, pagata dallo Stato, ma probabilmente inutilizzabile dai sardi, perché oggi in Sardegna non esistono impianti di conservazione dell'energia prodotta. Cioè, se tutti questi impianti venissero autorizzati, anche tenendo conto degli impianti eolici e fotovoltaici a terra già realizzati, nonché quelli ulteriormente proposti, si arriverebbe a un potenziale picco massimo di una quantità di energia davvero non utilizzabile e neppure esportabile, oppure no, non c'è nessun rischio e siamo di fronte a un falso problema legato anche all'interpretazione del nostro paesaggio, delle nostre identità storiche e culturali, che possono essere sacrificabili, possono essere svendute a il migliore offerente anche in nome della riconversione ecologica, oppure no, non siamo in presenza di nulla di particolarmente preoccupante, e quindi possiamo, come dire, andare oltre le richieste dei comitati e sostenere una svolta legata a una riconversione ecologica senza se e senza ma. Vorrei dare per primo
la parola a uno degli autori del documento alla Sardegna da parte dei giovani che non vogliono vederla bruciare, presente già nel nostro manifesto sardo, perché abbiamo scritto una recensione dell'ultimo libro che ha curato proprio sulla giustizia climatica. Lorenzo Teclem è un giornalista freelance e un attivista climatico. Ricordo ai nostri ospiti che vorrei dare non più di 5-7 minuti a testa per un primo giro, dopodiché leggeremo insieme i commenti delle persone che saranno presenti nel seguire il nostro dibattito, e poi possiamo fare un secondo giro libero di risposte. Prego Lorenzo. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti. Innanzitutto grazie mille, so che i ringraziamenti sono di rito, però sono sinceri. Oltre che ringraziare chi ci ascolta, che si sta prendendo un po' di tempo della sua serata a parlare di queste cose tristi. Faccio partire il tempo così vedo di non sforare. Ma grazie ai miei interlocutori qua, in realtà grazie al Manifesto Sardo, perché vi state facendo carico di dare spazio a un tema gigante, complessissimo, difficilissimo, divisivo, quindi grazie, no? Come dire, non ve lo fa fare nessuno e ve lo fate, quindi è una cosa veramente importante. A me piace molto il titolo della giornata di oggi, perché urgenza e paura son 2 cose su cui mi ritrovo molto e secondo me le useremo spesso tutti quanti nel dibattito di oggi. L'urgenza è davvero quella della crisi climatica, cioè quella di un problema che non è rimandabile a chissà quando nel tempo, che non è una delle tante battaglie che combatteva mio padre, combatto io, combatterà mio figlio, è una cosa da risolvere dell'oggi e per chi ha 20 anni questa cosa la si sente tanto, credetemi. E poi la paura è un po' quello che sta succedendo. Io ho una convinzione che in questo momento la Sardegna sia un grande laboratorio ed è da questa convinzione, da chiacchierate su questa convinzione che è nata la lettera. Un laboratorio di crisi climatica, cioè noi stiamo nel mezzo di un hotspot climatico che è il Mediterraneo, cioè di un punto in cui gli incendi, le alluvioni, la siccità ce la prendiamo molto più di altri. Questo è un gigantesco problema ed è una cosa che per chi questa terra vorrebbe abitarla e vederla abitabile in futuro fa paura. E poi un laboratorio di dinamiche di mercato, cioè esattamente la speculazione a cui si riferisce il titolo. Un territorio su cui arriva una transizione di mercato, che non è vera transizione perché poi il fossile resta assolutamente ingovernata e a cui non son dati gli strumenti di autodeterminazione, dove autodeterminazione vuol dire banalmente democrazia, vuol dire poter decidere tutti assieme. Son delle grandi paure e da queste paure è nata l'idea del nostro appello. Com'è nato? Io son molto grato a chi ci ha risposto, perché non era scontato, perché siamo un gruppo di ragazzini senza arte né parte che a un certo punto si è trovato e ci siamo accorti che stavamo pensando tutti la stessa cosa e ci sembrava che nessun altro la stesse dicendo. Abbiamo detto: "Proviamo a dirla noi", ma senza nessuna garanzia che qualcuno avesse anche legittimamente voglia di risponderci. Le risposte sono arrivate, con alcune concordiamo di più, con altre di meno, ma siamo veramente, grati di questo. Qual è la nostra sensazione? Che in questo momento manchi una risposta, cioè che a questa grande crisi, c'è un termine bellissimo che è policrisi, no, l'idea di tante crisi che si intrecciano, in questo momento la parte politica in cui ci riconosciamo, che è quella che abbiamo poi rivolto la lettera, cioè il mondo della sinistra, dell'anticapitalismo, dell'ecologia, dell'autodeterminazione, non stia riuscendo a formulare una risposta vincente. E questo è un problema, perché se la risposta non la diamo noi, la danno gli altri e non è la risposta che ci piace. Quello che stiamo vedendo è la mancanza di transizione, cioè il fossile che rimane là dov'è, fossile delle centrali come quello delle auto, una, come dire, transizione reale, vogliamo chiamarla così, di mercato, disordinata, inefficiente, iniqua, è un dibattito pubblico sclerotico. Un dibattito pubblico in cui noi spesso ci troviamo compagni di mille lotte, gente che sta dal nostro lato della barricata su mille questioni che sentiamo come sangue del nostro sangue, che a volte finisce in totale buona fede a ripetere i topos della destra o le cose che 4 anni fa e 5 anni fa, quando abbiamo iniziato Fridays for Future, ci diceva la controparte, no? Cose che ci diceva la destra negazionista e oggi è arrivato a sinistra e questa cosa qua ci spaventa tanto. Da questo nascono le domande, noi non abbiamo tutte le risposte e in realtà vorremmo elaborarle assieme, serve la famosa intelligenza collettiva in questo momento, però abbiamo delle domande e sono un po' quelle che esprimiamo nella lettera. La prima grande questione è quella del negazionismo. Tu hai fatto un'introduzione molto bella, Roberto, dicendo: "Ma noi da questa roba qua ci distanziamo". Secondo me saremo tutti d'accordo qua oggi su questo. Però non è l'opinione di tutti. Anche nelle risposte che ci sono arrivate, tanti compagni, ma persone
in gamba, che stimiamo e rispettiamo anche questa opinione, pur non condividendola, ci hanno detto: "Guardate ragazzi, per noi no, per noi c'è un'urgenza che è sconfiggere questa ondata speculativa e per sconfiggerla ci si allea con chi c'è, anche col negazionismo". E si è detto che il negazionismo deve avere spazio, che non deve esserci una caccia alle streghe. Noi su questo non concordiamo. Secondo noi la sinistra sarda deve prendersi un impegno, che è quello di dire che noi coi negazionisti non c'entriamo niente. Come non c'entriamo niente coi razzisti, come non c'entriamo niente coi fascisti. E non è una roba facile, perché noi i negazionisti ce l'abbiamo al governo, in regione come a Roma, e quindi è complicato. Però è un impegno che noi abbiamo la sensazione che serva a prendere. Poi c'è l'analisi, perché ci son tante cose su cui noi concordiamo. Ci son delle cose su cui noi siamo incredibilmente grati ai comitati, perché la questione della speculazione la stanno ponendo loro e vivaddio che la stanno ponendo. È grave che non ci sarebbe grave se non ci fossero, quindi di questo siamo tanto grati. Però spesso, assieme agli argomenti propri di chi dice: "Ma noi vogliamo un'energia pubblica, democratica, eccetera", ed è quello che proponiamo anche noi, si mischiano argomenti, si mischiano, credimi, spesso in buona fede, si mischiano perché son temi complessi e temi su cui l'informazione mainstream non aiuta a capire, anzi soffia sul fuoco della disinformazione, e si mischiano temi che sono esattamente prodotti dal nemico, che sono i temi che nascono nei think tank americani, vengono tradotti in Italia e poi in Sardegna, no, temi che non sono contro la speculazione, ma alla fine spesso contro le rinnovabili tout court, quando si dice: "Le rinnovabili non funzionano. Se le metti devi per forza mettere il gas", oppure "Le rinnovabili ammazzano gli uccelli", o "Fanno venire i campi elettromagnetici che uccidono la gente". E che voi capite, questo non ha più nulla a che fare con la speculazione. Anche delle rinnovabili pubbliche ed ecosocialiste avrebbero gli stessi effetti tecnici. Quelli sono argomenti contro la speculazione tout court, contro le rinnovabili tout court. È normale che vengano da destra, ci spaventa che a volte viene a sinistra, e per questo chiediamo: siamo disposti tutti assieme ad allontanarci e a saper distinguere, come dire, il grano dall'olio? Ecco, sono a 5 minuti, giuro che adesso concludo, ma insomma secondo me era utile, mettere tutte le cose assieme. E poi c'è la grande sensazione che il fossile, cioè la lotta contro il fossile, che è il nemico numero 1, numero 2 e numero 3 che abbiamo in questo momento, sia stata un po' dimenticata. Io credo non dagli interlocutori che abbiamo qua oggi. Paola, se io so che esiste la questione metano in Sardegna è perché me l'ha insegnata Paola quando avevo 18 anni, quindi figuriamoci se è una critica che posso rivolgere a chi è qua oggi presente, assolutamente. Però nel dibattito pubblico questa cosa è successa. E alla fine l'abbiamo interiorizzata un po' anche noi, che tutto sommato sta cosa che il carbone deve chiudere al 2025, e vabbè, ce la siamo dimenticata. Noi, mi ci metto in mezzo io, nel senso, cioè è un problema che abbiamo come area, non è un problema di singoli. Sta cosa del metano, vabbè, ormai l'abbiamo persa, ora c'è una nuova battaglia. Ecco, no. Quella contro il fossile non era la moda del 2019 perché c'era Greta Thunberg, perché riempiva le piazze e i compagni all'epoca facevano così. È la battaglia di questo secolo. E il fatto che in Sardegna sia diventata il punto numero 9, 10, 11, 12, 15 dell'agenda mediatica è un grande problema. Sono a 6 minuti, quindi taccio, anche se le cose da dire sarebbero 10.000. Questa è un po' la panoramica. È una lettera che dice: creiamo noi la proposta. Le proposte mancano, ci sentiamo schiacciati dal negazionismo da un lato e da una finta transizione dall'altra. E come persone che vorrebbero vivere in questa terra e vederne il meglio, vorremmo un pochino più di così. Costruiamo assieme un'alternativa vera, che sia al contempo pragmatica, cioè una transizione vera che si può fare, che possiamo vedere nei prossimi 10 anni, perché questa è la scala temporale. I prossimi 10 anni, 2 mandati regionali, compreso quello che sta per iniziare, ma al contempo sia ambiziosa, che non sia l'eterno accontentarsi del meno peggio. Questo è quello che noi sogneremmo esca non solo da questo dibattito, ma dalle intelligenze collettive che si stanno attivando a cui proviamo a dare il nostro piccolo contributo. Mi taccio. Grazie. Grazie a Lorenzo. Vogliamo una vera riconversione energetica, non vogliamo avere nulla a che fare con negazionisti e complottisti di ogni risma. Diamo la parola adesso a Gigi Pisci dei comitati sardi contro la speculazione energetica. Prego. Ma io vi ringrazio per questo spazio di dibattito pubblico, ringrazio gli altri ospiti che stanno intervenendo, ringrazio Roberto, perché innanzitutto abbiamo bisogno di dibattere su questo tema, di confrontare le nostre opinioni, di non farlo soltanto, diciamo, da lontano, ma anche avvicinarci l'uno all'altro per cercare anche di capire meglio quali sono gli intendimenti che sono in questo momento, gli intendimenti dei comitati, gli intendimenti delle organizzazioni che, come quelle a cui appartiene Lorenzo e altri, stanno facendo una battaglia che è fondamentale per la nostra epoca e per la nostra civiltà.
Io che appartengo ai comitati, che ho fondato i comitati, che ho contribuito a fondare una rete di comitati contro la speculazione energetica, io sento la responsabilità forte di fare chiarezza e di farlo soprattutto nei confronti di quegli attivisti, di quei militanti ambientalisti che stanno cercando in tutti i modi di convincere la classe governativa, le elite mondiali della necessità della transizione energetica. Perché la transizione energetica è sempre stato un sogno, anche per me che ho oramai più di 40 anni, è sempre stato un sogno invocato, un sogno possibile, un grande evento di innovazione democratica e tecnologica, o almeno io lo sognavo così quando avevo 20 anni, e già si parlava dei problemi che avrebbe comportato il riscaldamento globale, si parlava del fatto che il nostro modello di sviluppo stava implementando il riscaldamento globale, e già si parlava del fatto che bisognava invertire la tendenza attraverso una nuova era, una nuova fase rivoluzionaria per quanto ci riguardava, non soltanto sull'aspetto tecnologico, ma anche ovviamente sull'aspetto della struttura economica e sull'aspetto più complessivo delle relazioni politiche e sociali. Invece un giorno ci accorgiamo, noi che viviamo nella Sardegna rurale, che questa transizione possibile che abbiamo invocato, sognato e richiesto per decenni, in realtà si stava trasformando in un incubo, perché nei territori noi abbiamo visto precipitare a pioggia centinaia di progetti di parchi eolici con torri alte oltre 200 metri, uno dietro l'altro, e addirittura anche diciamo sovrapponendosi attraverso anche delle intersezioni tra un parco eolico e l'altro. Voi pensate, io abito a Isili, abito e lavoro a Isili, nel mio comune ci sono richieste preventive di allaccio alla rete nazionale per 44 pale su un territorio comunale di 64 km quadrati. Quindi vi lascio immaginare lo stupore, lo sconcerto, la paura, ovviamente, per chi abita in queste terre da sempre, le sente proprie, di una tale anarchia propositiva, preludio probabilmente a una completa inflazione del nostro territorio rispetto a queste infrastrutture che hanno un impatto molto, molto importante. Io oserei dire che queste infrastrutture hanno un impatto inappellabile e permanente. Quindi noi avremmo, diciamo, una Sardegna rurale che dovrebbe cambiare totalmente il suo volto secondo il disegno di questi signori, assolutamente in cambio di cosa? In cambio di niente, in cambio assolutamente di nulla. Io penso che chi parli di compensazione non abbia nulla di diverso dagli speculatori, ma penso che davanti alle compensazioni che prevede la legge odierna ci sia davvero da vergognarsi, Quindi siamo davanti a un grande fenomeno di land grabbing. Io non penso che un'innovazione tecnologica in sé per sé comporti una democratizzazione complessiva di tutta la società. Purtroppo non è così. Non lo è stato nemmeno con la rivoluzione petrolifera, non lo è stato nemmeno con la rivoluzione informatica. Eppure anche queste due rivoluzioni venivano presentate da chi le proponeva come una svolta complessiva per le nostre società. Invece abbiamo per esempio un'area del mondo che si chiama Delta del Niger, che è stata completamente inflazionata di infrastrutture petrolifere, sia per quanto riguarda la trivellazione e l'estrazione, sia per quanto riguarda la raffinazione, e quest'area del mondo è stata completamente distrutta, perché siccome lì c'era molto petrolio, si è ben pensato, alla faccia di qualsiasi rispetto dei diritti umani, di andare lì e di distruggere questa
questa regione del mondo. Ma ancora più di recente abbiamo visto Greta Thunberg protestare contro un grande parco eolico in Norvegia, nella terra dei Sami. Sicuramente non possiamo addebitare a Greta Thunberg una timidezza nei confronti del tema della decarbonizzazione. Eppure ci sono questi elementi forti in cui l'identità dei luoghi deve essere seriamente presa in considerazione quando si decide di fare qualsiasi infrastruttura che sia impattante, per qualsiasi ragione. Noi riteniamo che, come anche diceva Lorenzo effettivamente, che questo per quanto riguarda la Sardegna non sia avvenuto. Siamo una terra cavia, concordo pienamente con questa affermazione, e quindi noi comitati ci siamo mossi per cercare di opporci a questo stato di cose. Abbiamo detto però una cosa, già alla prima riunione che abbiamo fatto a Baulado. Me ne sono assunto io personalmente la responsabilità davanti a una platea di 200 e più persone, consapevole di quello che sarebbe accaduto immediatamente dopo. Ho detto chiaramente a chi mi stava ascoltando in quel momento che i negazionisti climatici, cioè coloro che non pensano che questo fenomeno esista o che non pensano che questo fenomeno non sia di natura e di causa antropica, stava sbagliando assemblea. Era nell'assemblea sbagliata. E mi sono assunto questa responsabilità, ne ho pagato anche un prezzo, credo, ma l'ho fatto perché io voglio avere la coscienza del militante che sono stato anch'io negli anni del movimento No Global, negli anni in cui si diceva che un altro mondo era possibile. Ebbene, in quegli anni io militavo per una transizione ecologica, per una transizione energetica, per una decarbonizzazione. Io voglio che dentro di me continui a vivere anche e soprattutto quel militante. Però voglio anche che la transizione energetica sia davvero una rivoluzione onnicomprensiva, che vada di pari passo con una trasformazione sociale importante. Non voglio che sia nelle mani dei grandi gruppi privati. Non voglio che la Sardegna venga utilizzata ancora una volta come cavia da laboratorio per installare l'ennesima servitù. Quindi noi ci siamo attrezzati e abbiamo cercato di utilizzare gli unici strumenti che avevamo, che erano quelli della mobilitazione democratica e della pressione sulle istituzioni regionali, e questo lo stiamo ancora facendo. È ancora presto per dire quali sono i risultati che otterremo, ma a noi ci piacerebbe condividere la battaglia con tutti quelli che lottano per una decarbonizzazione giusta. Ci piacerebbe condividere questa battaglia con tutti quelli che vogliono chiudere le centrali a carbone in Sardegna, con tutti quelli che vogliono evitare che si faccia la dorsale del gas in Sardegna. Perché noi oggi siamo davanti a questo paradosso, la tenaglia di cui si parlava anche prima. Da una parte si preservano e si implementano le infrastrutture climalteranti e le tecnologie climalteranti, e dall'altra si rischia di avere un territorio permanentemente inflazionato da strutture che nascono per fare la transizione energetica, ma che finiranno, se non riusciamo a mettere in mano a questo processo e a invertirlo completamente, distruggeranno completamente la Sardegna. E di ambientalista in questo processo non c'è davvero assolutamente nulla, a meno che qualcuno non abbia in mente di sacrificare la Sardegna o qualche altra terra per fare questa rivoluzione energetica, esattamente come è stato deciso di sacrificare il delta del Niger o altre terre per fare la rivoluzione petrolifera. Grazie. Grazie Luigi Pisci dei Comitati Sardi contro la speculazione energetica. La parola adesso a un attivista climatico, Mattia Uzzau, cofirmatario del documento dei giovani. Ciao, salve a tutti, ringrazio nuovamente per l'invito che ci è stato dato. Sono molto contento di vedere facce conosciute e non.
e sono anche molto contento degli interventi che ho sentito finora, perché io sono venuto a questa... ho voluto firmare, scusate, la lettera proposta con Lorenzo, eccetera, proprio per il fatto che penso che un punto di incontro sia possibile, proprio perché comunque io penso che siamo tutti nella stessa barricata e siamo tutti dalla stessa parte della lotta. Semplicemente penso che abbiamo difficoltà a comprendere determinate istanze che ci diciamo, abbiamo difficoltà a capire quali siano le priorità che vogliamo condividere. Ecco, io penso che una delle priorità da condividere, da portare sulle piazze sia proprio quello della transizione energetica giusta, e che non è una transizione energetica che dà il via alla speculazione senza se, senza mai, insomma. È una transizione energetica che tiene conto della società, dell'impatto che il cambiamento climatico ha sulla società, e la transizione energetica che si basa sul concetto di giustizia climatica. È una regione come la Sardegna, che è più povera rispetto alle altre regioni italiane, in cui il tenore di vita è un po' più basso, in cui insomma, la vita costa un po' meno, ma non offre di più. Scusate se lo dico in termini così brutali. È una regione che, se venisse sfruttata solo ed esclusivamente per l'energia, sarebbe una regione che continuerebbe a cadere in basso, insomma, a capofitto, e senza nessun salvagente che possa salvarlo. E da persona che voterà tra poco, diciamo tra un annetto, da persona che si augura di rimanere a vivere in Sardegna dopo gli studi, questa prospettiva è una prospettiva che mi spaventa tanto, ed è per quello che io vorrei anche un attimo fare il punto sulle priorità. Mi accodo a quello che ha detto Lorenzo prima, che la priorità è decarbonizzare. È una cosa che mi ha spaventato molto nelle attività, diciamo, di molti comitati o di molti post che ho sentito, di molte retoriche che ho sentito, di molti dialoghi che ho avuto con persone con cui ho avuto a che fare. È stata il fatto che a volte ci si concentra troppo sulla fonte rinnovabile in sé, troppo poco sul cambiamento climatico, sull'urgenza del cambiamento climatico, sull'urgenza di adattarsi al cambiamento climatico, perché a volte si pensa, e ho paura che questo un po' sia il messaggio che passa. Magari mi correggerete se sbaglio, qua siamo venuti per dialogare, ovviamente, e per trovare un punto in comune, però ho l'impressione che a volte, quando si parla di speculazione, poi si finisca a parlare del fatto che in generale la fonte energetica rinnovabile sia solo una, tendenzialmente l'eolico, e in generale soprattutto sia tendenzialmente sempre e comunque cattiva. Quindi ho sentito dire che, a prescindere, le paleoliche comunque hanno un impatto, che è vero, per carità, ma qualsiasi cosa ha un impatto, a mio avviso. Hanno un impatto troppo grosso, i materiali utilizzati sia per le paleoliche che per i fotovoltaici sono materiali inquinanti, eccetera, eccetera. Invece io penso che la ricetta con cui dovremmo scendere in piazza è una ricetta che ha, diciamo, tre variabili, cioè tre ingredienti principali: giustizia climatica, diversificazione dell'energia e adattamento climatico. E tutte queste formule, insomma, ci danno, ci danno tanti strumenti in realtà per democratizzare l'energia, per democratizzare la società, e per creare una società effettivamente giusta, per sviluppare i nostri settori come Sardegna, per svilupparci come città smart, e così via. Ovviamente sono tante cose che sto mettendo sul piatto, ne sono consapevole, ma mi sembrava doveroso dirlo come mio primo intervento. Per il resto, sì, anche io condivido i sentimenti di Lorenzo. C'è tanta paura che molte cose passino in sordina, tanta paura che ci si concentri tanto su determinate retoriche e troppo poco su, invece, altri avvenimenti che stanno accadendo sotto il nostro naso. Una delle cose che mi ha spaventato molto
banalmente è stato vedere una quasi non reazione da parte di nessuno nel vedere Giorgia Meloni che stringeva di nuovo gli accordi per resuscitare, insomma, il vecchio progetto del Galsi. E questa cosa onestamente mi fa paura perché, come dicevo prima, è una questione spesso di priorità. A volte ci si concentra troppo su una determinata cosa e troppo poco su un'altra, al punto che a volte si attirano anche persone che non sempre condividono la tua stessa barricata. E, e questa è una cosa che davvero mi spaventa perché vedere delle rivendicazioni giuste come quella contro la speculazione energetica, che in Sardegna esiste per carità, e io non lo nego assolutamente, venire accoppiate con diciamo l'ignoranza verso altri tipi di manovre che vorrebbero essere fatte in Sardegna e che sicuramente avranno anche un impatto nel lungo periodo molto più pesante, è una cosa che mi lascia perplesso e mi spaventa. Non penso di voler aggiungere altro adesso, forse sono stato un po' troppo stretto, però queste sono le questioni che volevo portare un attimo sul piatto per il dibattito. Quindi lascio la parola e ringrazio di nuovo per lo spazio che mi è stato dato. Grazie Mattia. Allora, tolgo un attimo il microfono a Paola e Mattia. Grazie Mattia Uzzò che ci ricorda come la ricetta con cui dobbiamo scendere in campo, in piazza, sia quella del triplo binario della giustizia climatica, della diversificazione e dell'adattamento climatico. La parola ora a Paola Pilisio, attivista nonché autrice di numerosi articoli sull'energia nel manifesto sardo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, io ovviamente condivido insomma tutto quello che è stato espresso, specialmente la paura che è quella che riguarda sia da un lato Mattia e Lorenzo, che in questo caso rappresentano i giovani, ma anche le paure di Luca, che giustamente vivendo in quei territori che spesso appunto chiamiamo paesaggio, poi di fatto sono luoghi dove le persone vivono, lavorano, ci abitano e quindi un po' lontane dalle città dove magari io per esempio vivo, e quindi comprendo anche le paure di Luca. Penso che però, giusto per essere anche un po' positivi, in realtà la Sardegna avrebbe tutte le carte in regola per effettuare una transizione energetica totale e senza danni. Questo purtroppo però non sta avvenendo perché queste decisioni ovviamente non le prendiamo noi da soli. Sicuramente, per rispondere anche a Lorenzo e Mattia, regna la confusione, questo noi lo viviamo da anni, nel senso che la questione energetica è una questione complessa. E quindi spesso è difficile anche farsi ascoltare, come dire, perché sì, perché è proprio complicato l'argomento. Come in questo caso, cioè la lotta alla speculazione energetica per quanto riguarda le rinnovabili non è solo una lotta, è una lotta che non può essere separata da quella per esempio del metano. Ieri è stato siglato l'accordo tra Regione e il Ministero dell'Ambiente proprio definitivo sulla realizzazione della dorsale, su una mega nave gasiera che sarà a largo di Porto Torres, sui depositi costieri di Oristano, Cagliari e Porto Torres, appunto. Quindi ovviamente è schizofrenica tutto questo, perché comunque, scusate, non ho messo il tempo, quindi bloccatemi voi, perché ovviamente ovunque ti giri, c'è una battaglia da fare. Quindi i comitati, anni che hanno, insomma, c'è stata già una prima moratoria che è stata fatta tantissimi anni fa, che è stata fatta anche insieme alla marcia dei comitati, che è arrivata sino in regione, dove bene o male si chiedevano le cose che si chiedono adesso. Quindi comunque sono sempre chiesti piccoli impianti a misura delle comunità ovviamente che li ospitano, per una autoproduzione e autoconsumo ovviamente dell'energia, e poi col supporto anche
dell'idroelettrico per mantenere ovviamente il sistema. Quindi diciamo le proposte sono direi chiare e sono anche fattibili. È ovvio che tutta questa richiesta di grandi impianti, cioè non è un caso che alla fine ci sia anche cioè anche da un lato vada quella del metano, perché se dovessimo dire comunque sì a tutti questi impianti, comunque avremo un problema di sistema di rete che non riuscirebbe a supportare tutta questa energia. E quindi il metano in qualche modo serve anche a questo, di fatto. Si parla di 3 elettrodotti, quindi questi 3 cavi servono di fatto per esportare energia fuori, e evidentemente non è questo il modello di sviluppo energetico che vogliamo. Poi c'è l'urgenza, però noi siamo anni con l'urgenza. A Porto Torres avevamo, come dire, il benzene alle ginocchia, e quindi, come dire, c'era un'urgenza davvero sul momento, perché insomma le persone si ammalavano e continuano purtroppo a ammalarsi dell'industria pesante. Quindi l'urgenza la viviamo da anni, come dire, su vari aspetti, sia per quanto riguarda i fossili che, ripeto, che contro la speculazione dei grossi impianti. Quindi a maggior ragione, proprio per andare incontro a questa urgenza, cerchiamo di farlo nel modo migliore. Ecco, questa è la mia idea, cioè mantenendo quelle che sono sempre state, insomma, le proposte dei comitati che vivono nei territori. Grazie. Allora, grazie Paola. Io direi che prima di avviarci al secondo giro di opinioni di questo confronto, possiamo leggere alcuni commenti che sono apparsi in questi minuti. Il primo è quello di Cassandra Casagrande, e GGP ci ha posto alcuni problemi che non possono essere considerati se la Sardegna, che non possono non essere considerati se la Sardegna è laboratorio, terra da sacrificare. Non è una domanda provocatoria, è frutto di una riflessione profonda. L'emergenza climatica non deve diventare la coperta della speculazione. Abbiamo anche un secondo commento firmato da Giovanna Sanna. La mia paura è quella che nel nome della transizione energetica in Sardegna andremo incontro a una grossa rivoluzione economica. Mi spiego meglio: chi sta cedendo i terreni a favore degli impianti sia eolici che fotovoltaico sono proprietari terreni agricoli, proprietari terrieri, agricoltori e pastori, che non avranno più nessun interesse a coltivare o allevare animali. Questo porterà a un crollo dell'economia diffusa, quella agropastorale, e tutto il suo indotto. Non ci sono altri commenti fino adesso. Io rifarei un giro di opinioni, sempre sui 5-7 minuti. Lorenzo. Allora, eccomi qua, mamma mia che pure 7 minuti, che è giustissimo, però sono di così a dire. Allora, proverò a starci. Parto a dire quello su cui sono d'accordo, e secondo me confermo una cosa che ci siamo detti all'inizio, che su, non so, l'80, il 90% delle cose in realtà siamo tanto d'accordo, e confermo il dire questa qua è una roba per cui serve fare sintesi, serve quell'intelligenza collettiva. Concordo su una cosa molto bella che diceva prima Luigi: serve una rivoluzione energetica, un termine che mi piace molto, molto più di transizione, perché dà l'idea di un processo che è veramente un pezzo di storia. È un pezzo di storia nel senso che evita la catastrofe climatica. Oh ragazzi, la gran parte della gente ancora non l'ha capito, ed è anche colpa nostra se non ha ancora capito quanto sia catastrofica. Cioè, un dato su tutti: si parla di metà del terreno sardo a rischio di desertificazione. Metà del terreno sardo, non al 2100, al 2030. Cioè, queste sono le scale, no, del disastro. E quindi rivoluzione non è solo questa, rivoluzione è questa roba qua, è salvarci da questo disastro, ma è molto di più. È creare una società più giusta, più equa, più democratica, in cui non si muore di crisi climatica, ma nemmeno di inquinamento per la Saras, il petrolchimico e lo smog nelle città, eccetera, eccetera. È veramente una roba gigante, quindi mi trovo tanto su questo. E mi trovo sul dire non speculazione. Qualcuno ha fatto un commento prima, perdonate, ho scordato i nomi, molto intelligente, in dire: ma quindi possiamo accettare un trade-off, uno scambio del tipo:
Vabbè, c'è sta crisi climatica e quindi accettiamo tutto sommato che il mercato faccia quello che pare, che sia speculazione, che sia, come dire, appunto, piattaforma energetica senza niente in cambio. No, io penso che per nessuna delle persone che ha firmato quella lettera questo sia neanche lontanamente uno scenario. È chiaramente una roba che ci fa orrore. Ci fa orrore l'idea di un sistema energetico in mano alle multinazionali, che è il sistema energetico attuale e che non vogliamo sia il sistema energetico del futuro, anche perché poi, sia detto per inciso, il sistema energetico in mano alle multinazionali la transizione non la fa. E non la fa nemmeno con installe rinnovabili, perché è la logica dell'affiancamento molto descritta in tutto il mondo, perché metti uno e metti l'altro. E no, noi dobbiamo sostituire, e sostituzione è una parola chiave, quindi mi trovo del tutto su questo. Mi trovo anche sul dire, qua c'è una grande questione di dialogo fra città e campagne. Qua abbiamo messo in scena un dibattito generazionale oggi, che è quello più evidente per chi ci guarda, no? E non è un caso se siamo 2 giovani e 2 persone meno giovani, però c'è anche un altro pezzo, che è il dibattito città-campagna. Io e Mattia dalla città veniamo e non è un caso, quindi insomma c'è tanta roba su cui sono veramente d'accordo. Dopodiché prendo 2 minuti per dire quello su cui non sono d'accordo, ma perché è utile? Perché è quel 10% finale, però è dove dobbiamo lavorare, dove dobbiamo fare sintesi, provare a farla, e se non esci in questa diretta esci nella prossima, non so come dire, nel prossimo incontro, nella prossima birretta, però per intenderci non deve essere fra noi chiaramente, è tutta una comunità che ha bisogno di farlo. Cosa su cui non mi trovo del tutto? La questione paesaggio, ad esempio. E su questo non mi trovo su una cosa che diceva Luigi prima, diceva la Sardegna cambierà volto. E devo dire, io spero che la Sardegna cambi volto, perché il volto attuale della Sardegna non mi piace. Cioè il volto attuale della Sardegna sono le centrali a carbone, la Saras, le macchine in città, e quindi il volto attuale della Sardegna è anche il Montiferru devastato dagli incendi, perché quella roba là è la crisi climatica, e quanto paesaggio è cambiato, no? In una notte nel Montiferru. Io spero che quel volto cambi, sinceramente. Io non penso che la Sardegna sia una terra vergine, no? Che dobbiamo lasciare così com'è. Questo è un mito che abbiamo tanto interiorizzato, ma anche un po' coloniale. Io penso l'opposto. La Sardegna è una terra avvelenata. Noi non dobbiamo lasciare che sia tutto com'è. Noi dobbiamo curarla, perché è una terra non malata, avvelenata, perché è stata avvelenata e sta venendo avvelenata. E questo vorrà dire, sì, raga, io sono molto convinto che il futuro sia un futuro in cui vedremo più paleoliche di quelle che ci sono ora, perché ci servono più paleoliche di quelle che ci sono ora. Però io è un futuro che auspico, perché il presente non mi piace. Perché, e qua forse siamo al secondo punto su cui mi trovo fino a un certo punto, la tecnologia. Io sono profondamente convinto che la transizione energetica sia molto più di un cambio di tecnologie, è un cambio di sistema ed è anche il motivo per cui trova enormi resistenze nel sistema economico. Faccio parte di un movimento che passa il tempo ad andare in giro a dire questa roba e dire voi siete quelli per la transizione ecologica, no, noi siamo quelli per la giustizia climatica, che è un concetto molto più ampio, molto più intersezionale, molto più radicale e molto più profondo. Però questo non vuol dire che la tecnologia sia un fattore secondario. Parlavamo prima con Mattia, raccontava una storia, ho conosciuto dei ragazzi di Civitavecchia. Civitavecchia è una storia molto interessante che secondo me dovremmo studiare molto di più, non solo in Sardegna, tra l'altro. Civitavecchia ha tante cose in comune con noi, tante diverse, ma fra quelle in comune è che c'è una centrale a carbone dell'Enel, che a un certo punto si è detto chiude perché c'è il phase out e al suo posto ci si mette il metano. E a Civitavecchia è successo che si è mobilitata la città contro il carbone e contro il metano. Pure i lavoratori della centrale, perché avrebbero perso il posto di lavoro in molti, una volta tanto sindacati ecologisti non se le sono date ma si sono messi assieme. Si sta ancora definendo come è andata, ma le ultime notizie sono che dopo anni di lotta, dopo 2 anni di lotta dura, il carbone chiuderà, e così almeno pare. Il progetto sul metano sta venendo abbandonato e al suo posto si fa un parco eolico che riprende occupazione. Quella non è la vettura definitiva. Quello è un parco eolico di una multinazionale, lo fa sempre, non mi ricordo se lo fa Enel o addirittura Eni col supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Quella non è roba nostra. Tu una volta che lo tieni quella roba là, sei a lottarci contro. Sei a dire che quel parco eolico deve essere pubblico, che lo vuoi nazionalizzato. E sei a dire per cosa serve quell'energia e chi la sta usando. La vittoria è ben più lontana. Però questo è un miglioramento gigante nella vita delle persone. Hai chiuso il carbone, che vuol dire è chiuso col cancro, cioè quella roba là, non chiuso con tutto il cancro, ma è per intenderci. Hai evitato un gigantesco progetto clima alterante, che è il metano, e hai ottenuto energia pulita, peraltro salvando l'occupazione. E voi capite, questo è un modello che, cavolo, io leggo Civitavecchia, ma mi chiedo, Stintino e Fiume Santo? Ecco, è quella roba là. Quindi in questo senso la tecnologia conta tanto, perché la tecnologia fa la differenza fra questa roba ti ammazza o no? Questa roba produce qualcosa che entra nei polmoni e ti fa venire il cancro oppure no? Questa roba produce CO2 che porta agli incendi, alle alluvioni oppure no? Questo non è un fattore secondario. E metterli sullo stesso piano è un gigantesco errore d'analisi in questa fase. Per me è veramente un gigantesco errore d'analisi, che non vi sto attribuendo, però insomma sono puntini sulle i che è importante mettere. E terza cosa, ragazzi, sto parlando tanto, vi giuro che chiudo. Però visto che ho detto una cosa su cui non concordavo con Luigi, dico una cosa su cui non concordo con Paola. Paola diceva, sono le cose che abbiamo sempre chiesto. Secondo me no. Io ho fatto un esperimento che è stato andare a vedere i programmi elettorali
della sinistra radicale sarda e dell'indipendentismo sardo, di tutte le ultime elezioni, quella a cui non ho votato e poi le uniche a cui ho votato. Cioè sono andato a vedere le liste che che ho votato io ai tempi, o come dire, che avrei votato se avessi avuto l'età. Le liste in cui sono candidati all'epoca compagni più grandi di me, e uso le liste solo perché è più facile trovare un programma delle liste, ma per intenderci, non per indicare un'area politica. È incredibile quanto poco si parlasse di clima. Nessuna lista indipendentista della sinistra, cioè nessuna di quelle della nostra area, aveva davvero piani seri per la transizione energetica. Avevano i piani migliori per l'epoca, erano di gran lunga il meglio del meglio, e se grazie a loro esistiamo noi, cioè noi siamo nani sulle spalle dei giganti, grazie a quel lavoro esiste il nostro lavoro. Però noi siamo arrivati nel 2019 anche a dire che l'ecologismo non ha fatto abbastanza, cioè che anche l'ecologismo storico non ha capito fino in fondo cos'era la crisi climatica. E di questa è una cosa di cui sono profondamente convinta. Quei piani là, se venissero ripresentati oggi, quei programmi elettorali là, io sarei in piazza a dire che è greenwashing, che sono i piani che oggi infatti non ti presentano manco più il PD, per dire, ecco, ed è sta roba qua. Sono un pezzo di analisi che ci dobbiamo dire sinceramente, cioè dal 2019 in poi è cambiato il mondo come concezione politica e quindi devono cambiare le nostre elaborazioni. Perché diceva Paola, però poveretta? Diceva Paola perché io non penso che la soluzione sia dire solo il piccolo impianto. Perché tutte le volte che si parla con un compagno ingegnere, gente che si fa le lotte e che di queste cose ne sa, quello che ti dice è che il grande problema delle rinnovabili sono la stabilità della rete. E tu la stabilità della rete la compensi anche con l'avere grandi impianti, che hanno degli svantaggi ecologici, cioè si vedono molto di più, paesaggistici, e hanno dei vantaggi ecologici, sono estremamente più efficienti, quindi richiedono molto meno materiale. Se tu prendi meno vento, ti serviranno più pale piccole, quindi più materiale per le pale piccole, e molto più litio per fare le batterie. Non sono discorsi facili, però sono discorsi che dobbiamo farci, e se non ce li facciamo noi, tanto non li fa l'avversario. Dobbiamo fare noi. Questo è un punto su cui non sono d'accordo. La transizione vera, reale, pragmatica che immagino è fatta di piccoli impianti ed è fatta anche di grandi impianti. Dopodiché, e qua chiudo, giuro, se no Roberto giustamente mi uccide, ed è l'ultima cosa che volevo dire, qua arriva un po' la proposta, cioè qual è la sintesi che possiamo fare. Io non ce l'ho in tasca, però credo in una cosa, che sia la combo di, come dire, pragmatismo nel senso buono del termine, non nel senso che direbbe Calenda, e radicalità di nuovo nel senso latino, cioè che va alla radice del problema. Io vorrei una transizione reale, cioè una roba che si può fare nei prossimi 5, 10, 15 anni, e che quindi vuol dire fare le reti, vuol dire fare i treni, vuol dire fare le infrastrutture, vuol dire fare le pale eoliche, pure quelle grandi, pure quelle offshore. Lo dico con grande sincerità su questo. E però che sia nostra, che sia democratica. Chi l'ha detto che solo il privato sa mettere le pale eoliche e i pannelli solari? Chi ha detto che non lo può fare la regione? O si fanno queste cose? Chi ha detto che non può esserci qualcuno, l'ha chiamata Agenzia Sarda dell'Energia, in realtà un sacco di gente l'ha detto da tutte le parti ormai. Chi ha detto che quella roba là non può esistere? Chi ha detto che la transizione non può essere pubblica? Cioè una roba in cui i profitti non vanno al CDA che sta a Milano o che sta a New York e si dividono i dividendi, in cui i profitti vanno alle casse pubbliche, che li distribuiscono in welfare, in sanità, in scuola, in istruzione. Non so a voi, a me questa roba piace tantissimo. Questa è la transizione che sogno. Per metà i profitti vanno là, per l'altra metà lo immagino che vanno alle comunità energetiche, quei esempi strabelli che abbiamo come Villanova Forro, eccetera, eccetera. Una transizione reale, veloce, trasformativa, che vuol dire anche che la vedi, che ti trasforma il paesaggio, però profonda, però che non è fatta nell'interesse del grande speculatore, e mi permetto di dire, e nemmeno del proprietario terriero, che è fatta nell'interesse dei sardi, delle casse pubbliche sarde, del welfare sardo, dell'abbassare le bollette alla gente. Cosa cazzo significa di questi tempi abbassare le bollette alla gente? È en passant che contribuisce a salvare il mondo, cioè a salvare noi. Io sta roba ci credo tanto, cioè quello in cui in questo momento della mia vita mi sento di dire voglio lottare, e la gira a voi, vi convince o non vi convince, e vale anche il no, però ed è quello di cui in qualche modo volevamo lanciare con questa lettera, ed è quello di cui vorremmo parlare. Ho parlato tantissimo, mi taccio. Grazie Lorenzo. Una proposta di pragmatismo e radicalità. Lorenzo propone transizione reale, profonda e veloce, treni, reti, infrastrutture, pale e pannelli. Tutto questo fatto nell'interesse dei sardi, ricordando anche della opportunità, della proposta dell'Agenzia Sarda dell'Energia. Perché no? Luigi Pisci. Non avevi il no, scusa, microfono spento. Non avevi il microfono attivato, ora ce l'hai. Sì, dicevo che il metodo che propone Lorenzo sicuramente è quello giusto, cioè noi se vogliamo lottare insieme dobbiamo concentrarci sui dubbi reciproci delle rispettive posizioni. E ha fatto benissimo a toccare i punti che ha toccato, perché sono davvero quelli i punti fondamentali che effettivamente non ci permettono di essere così vicini come vorremmo entrambi. Io, da abitante delle zone rurali della Sardegna,
posso soltanto esprimervi quelli che sono i miei sentimenti interiori come essere umano che vive immerso nel suo ambiente e nel suo paesaggio. E credetemi se vi dico che dopo tutti i modelli di sviluppo farlocchi, sbagliati, centralizzati, calati dall'alto, avulsi dalle nostre vocazioni più profonde che ci sono stati nei decenni e nei secoli scorsi, l'unica cosa che è rimasta davvero qui, nelle zone in cui abitiamo, è vero che siamo pochi, è vero che ci serve poca energia, ma l'unica cosa che ci è rimasta è davvero il nostro paesaggio e il nostro ambiente. Però io penso che ambiente e paesaggio, qui cito una grande costituzionalista che si chiama la dottoressa Pilatto. Lei dice: ambiente e paesaggio oggi sono due valori costituzionali. Essendo due valori costituzionali presenti in uno stesso articolo, la tutela di questi due valori costituzionali deve andare di pari passo. Nessuno di questi valori può mangiarsi l'altro. La tutela dell'ambiente non può mangiarsi la tutela del paesaggio, e la tutela del paesaggio non può consentire che vada in vacca completamente il clima. Quindi dobbiamo trovare fondamentalmente un punto di equilibrio. Come lo trovi, secondo noi, il punto di equilibrio? Innanzitutto fermi questo disastro annunciato sotto forma di processi in corso di valutazione e autorizzazione. Devi ribloccare, cioè questa partita la devi fermare, devi riportare la palla al centro del campo e la devi ridefinire. Perché noi non possiamo lavorare a una transizione democratica e giusta in Sardegna mentre negli uffici di valutazione continuano la loro corsa centinaia di progetti che appunto sono totalmente avulsi da considerazioni di carattere ambientale e paesaggistico e che non sono stati minimamente concertati con le comunità. E poi cosa devi fare? Poi devi costringere la classe politica a sederti a un tavolo insieme a noi e a voi e cercare di definire i lineamenti di una transizione energetica, di una rivoluzione energetica giusta, democratica, fatta su misura per le esigenze dei sardi della Sardegna, delle nostre filiere, delle nostre attività commerciali, delle famiglie, del reddito dei lavoratori, per dare il contributo, la parte di contributo che la Sardegna deve fare a combattere, deve fare per combattere l'effetto serra, per combattere il riscaldamento globale, questo contributo deve essere contenuto in quel progetto. Quindi noi entro il 2030 il 65% delle nostre emissioni devono essere abbattute, ed entro il 2050 il 100% delle nostre emissioni. E noi comitati è questo che vogliamo fare. Abbiamo calcolato che per fare questo i parametri governativi, i parametri di Terna e altri parametri che girano in questi mesi sono completamente fuori scala rispetto alle esigenze della Sardegna. Qualche sacrificio bisognerà farlo? Sì, sicuramente qualche sacrificio bisognerà farlo, ma noi da sardi dobbiamo dire chiaramente che saremmo disposti a fare dei sacrifici dal punto di vista della solidarietà climatica, dopo ovviamente aver fatto tutto quello che dobbiamo fare per abbattere tutte le emissioni sarde. Saremmo disponibili ad aiutare chi non ci riesce, quando chi non ci riesce, e mi riferisco alle regioni del nord industrializzato, eccetera, eccetera, quando chi non ci riesce avrà dimostrato di aver fatto tutto il possibile per abbattere fino al 65 prima e fino al 100 poi tutte le emissioni che dovrebbero abbattere. Perché è così che eviti che la Sardegna sia cavia, sia laboratorio, sia colonia e sia patria non dei sardi ma delle servitù. Quindi noi pensiamo che questo si possa fare, pensiamo che le comunità della Sardegna siano capaci di individuare nel loro territorio
insieme ovviamente ai tecnici, quanta energia pulita installare, dove installarla e con quale tecnologia installarla, fino al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti e che sono posti anche normativamente. Noi pensiamo che questo si possa fare, lavoreremo per farlo e nel frattempo pensate quanto è immane il compito che tutti insieme stiamo cercando di attribuirci. Dobbiamo anche evitare che le energie sporche continuino la loro parabola distruttiva, ormai totalmente desueta e ormai totalmente priva di qualsiasi fondamento dal punto di vista, qui ti do perfettamente ragione, tecnologico, delle possibilità tecnologiche che abbiamo oggi rispetto alla produzione di energia pulita. Secondo noi questo si può fare, dovremmo continuare il dialogo per cercare di farlo insieme. Grazie Luigi. Prima di dare la parola a Mattia, leggo alcuni commenti. Un commento interessante su YouTube di Afshinkave rispetto alla crisi climatica, cosa ne pensate delle teorie di Foster, di More e di tutto l'ecosocialismo? È possibile importarne il dibattito in Sardegna? Emilio, immagino sia Emilio Usula dei Rossomori, per capire meglio il discorso che sta facendo Gigi Pisci, il sarcidano produce già oggi il 360% da fair rispetto ai propri consumi. Bene, la transizione verso un altro modello, ma ci vuole anche il giusto equilibrio tra esigenze proprie del territorio e del paesaggio. Giulia Angioni ci scrive su Facebook che negli ultimi anni si parla solo di emergenza climatica e si sta dimenticando quella ambientale da inquinamento industriale. Questa transizione energetica non ha per nulla a cuore la salute del pianeta. La desertificazione non si evita togliendo alberi e consumando suolo, piantando pale in nome dell'energia rinnovabile. La crisi climatica non si combatte sostituendo una fonte energetica con un altro, ma con la decrescita, diminuendo i consumi. Angelica De Nadai ci scrive su Facebook, proprio perché la Sardegna è stata ed è avvelenata, dobbiamo evitare che venga anche deturpata da enormi impianti energetici. Avete visto i progetti e le zone interessate, il modello da seguire dovrebbe essere quello delle comunità energetiche. Mi stupisce davvero che un attivista climatico si dica soddisfatto, tra virgolette, dalla creazione di un campo eolico e peraltro gestito da una multinazionale. Lascio la parola a Mattia Uzzau. Ok, non so se mi sentite, ho avuto un piccolo lag, quindi ho paura che abbia un problema di connessione. Si sente Ti bene? sentiamo benissimo, Mattia. Ti chiediamo solo di alzare un po' la Perfetto. voce. Sì, ok. Allora, gli spunti sono tantissimi, c'è davvero tanto da dire, potremmo fare davvero notte con questa diretta, però vorrei dire, faccio partire il tempo perché forse sarà un po' lungo questo intervento rispetto a quello di prima. Vorrei dire un paio di cose. La prima forse è un po' provocatoria, ma non vorrei essere frainteso. Io penso che la visione che abbiamo di laboratorio, Sardegna come laboratorio, a volte tendiamo a guardarla in maniera molto negativa, come il laboratorio in cui noi siamo cavie e dall'alto calano degli esperimenti. Invece no, io penso che l'idea di laboratorio debba venire proprio da noi, dovremmo essere noi quelli con la mente scientifica, tra virgolette, gli scienziati, se vogliamo, che agiscono. E quindi abbiamo di fronte un problema che è quello della speculazione.
Abbiamo di fronte un altro problema, che è quello della devastazione del nostro territorio da parte del cambiamento climatico, che forse si potrebbe anche un po' rispondere a uno dei commenti che ho letto prima, dove si diceva che il cambiamento climatico si fa solo con la decrescita. Io penso che non è del tutto corretto, perché la transizione energetica per forza di cose passa anche per un cambio di impianti energetici, non si può fare solo con la decrescita. Ovviamente ci serve un cambio di sistema, ma semplicemente perché il capitalismo di per sé, per sua natura, non funziona, ed è una parola che forse non è ancora stata nominata, però bisognerebbe nominarla. Il capitalismo è il sistema che dalla rivoluzione industriale ha iniziato a distruggere il pianeta, se non prima, però dalla rivoluzione industriale vediamo gli effetti più grossi del cambiamento climatico e gli effetti più grossi dei gas climalteranti. Non dobbiamo vergognarci di tornare ad essere anticapitalisti. Quindi va benissimo la decrescita, va benissimo rivedere i propri consumi, rivedere come funziona la nostra società e farla diventare una società non consumistica ma collettivistica. Però bisogna anche concentrarsi sul fatto che vogliamo vivere tutti in maniera, non dico agiata perché è sbagliato dire vivere in maniera agiata, però dobbiamo vivere tutti dagli Stati Uniti d'America fino al Djibouti in maniera, dobbiamo sopravvivere, insomma. Sopravvivere, ma non significa sopravvivere e arrivare a fine mese. Sopravvivere significa anche potersi concedere delle comodità, cose che per noi occidentali sono facili da rinunciare perché semplicemente siamo abituati ad averle. Per qualcuno che abita nel cosiddetto sud globale, che è un termine che detesto, però per farmi capire userò questo, non è qualcosa di scontato, insomma. Quindi siamo noi scienziati di questo laboratorio, vediamo noi quali sono, tramite esperimenti politici e pratici, valutazioni, diciamo, collettive, qual è la giusta strada da percorrere, perché a volte essere laboratorio significa anche essere laboratorio di rivoluzioni serie, di rivoluzioni anche gloriose, vorrei dire, in maniera molto positiva, francamente, perché va bene la paura e l'urgenza, ma non bisogna mai abbandonare la speranza, secondo me. Seconda questione, iniziamo anche a ragionare sul fatto che non dobbiamo essere noi che dobbiamo ricevere, diciamo, i favori di qualche multinazionale che ci porta le sue, diciamo, le sue risorse per la transizione energetica. E qua, insieme al bellissimo esempio, secondo me, che ha fatto Lorenzo, per cui, secondo me, poi sarà lui a rispondere, ma io penso che lui non è soddisfatto che abbia vinto la multinazionale che ha installato che vuole fare il progetto dell'eolico, ma abbia vinto la lotta contro il carbone. E questo anche io sono soddisfatto, francamente. Però un altro esempio molto bello del continente è quello della fabbrica della ex GKN, che tra i suoi piani attualmente ha quello di riconvertirsi come fabbrica di pannelli fotovoltaici o comunque di strutture per la transizione energetica. L'autoproduzione è importante anche da questo punto di vista, soprattutto se si parla di autosufficienza. La terza e forse ultima, anche se davvero ci sarebbe davvero tantissimo da dire su questo tema, su questi temi, il terzo e ultimo intervento che voglio fare è sulla questione dei negoziati. Forse lo stava menzionando prima Gigi. Io sono d'accordo che bisogna negoziare con il governo, bisogna negoziare con il governo in carica attualmente, sia regionale che nazionale, su qual è la giusta transizione per noi. Sono d'accordo che la Sardegna non deve caricarsi sulle spalle l'intera transizione ecologica globale, però d'altra parte sono anche d'accordo che non dobbiamo fidarci al 100% di qualcuno che potenzialmente è anche un nostro nemico. La giunta Solinas sicuramente non c'è amica, banalmente, il governo Meloni men che meno, insomma. E quindi nel frattempo che si negozia, giustamente, bisogna anche trovare una via da percorrere, in cui mettere i piedi, una via in cui non buttarsi alla cieca, ma cadere con i piedi saldi. La transizione energetica non è scusate, la crisi climatica non è una crisi che abbiamo solo in Sardegna, non è una crisi che avremo solo in Italia, è una crisi globale, e per questa sua natura di essere globale
è giusto che nessun paese venga sfruttato dalla speculazione e dal neoimperialismo, perché questo va detto, e molti paesi in via di sviluppo sicuramente ci cadranno vittima di questa dinamica, però è anche vero che non possiamo continuare ad andare avanti con la logica che ogni paese deve agire per se stesso, come può fare l'Italia o come può fare la Sardegna in termini di regione. È verissimo che la Sardegna non deve, diciamo, servire il nord italiano, il nord industrializzato italiano, e che il nord industrializzato italiano deve pagare tantissimo in termini di ciò che ha fatto anche in Sardegna, e di ciò che deve fare per recuperare, diciamo, i danni che ha fatto. Però è anche vero che bisogna anche scendere ad accordi, e se quindi la Sardegna arrivasse in un momento futuro a produrre un po' di più di quello che necessita, e quindi non vivere di autarchia totale, e questo po' di più venisse esportato e poi riconvertito, diciamo, in servizi per la gente, perché è di questo che stiamo parlando, e secondo me di gente di sinistra è di questo che dovremmo parlare, di servizi per la gente, di come utilizzare questi strumenti a nostro favore, a favore della gente, dei sardi. Non vedo che sia una forma di colonialismo netto, magari mi sbaglio, metto le mani avanti, però penso che in realtà lì la sovranità è proprio del popolo sardo, che in quel caso vende una risorsa in cambio di strumenti per favorire il popolo sardo. Mi sono spiegato malissimo probabilmente, e probabilmente avremo modo di riparlarne e mi spiegherò molto meglio. Però non credo che questo sia una forma di colonialismo. Io credo che la forma di colonialismo arrivi quando arriva una multinazionale del nord o il governo di Roma che ti impone di produrre determinate cose e poi in cambio non ti dà niente, perché quella è una forma di sfruttamento. Se invece c'è dall'altra parte un'agenzia sarda che esporta energia e con i soldi ricavati e le risorse ricavate le utilizza per far stare bene i sardi, io penso che quella sia una grande forma di sovranità invece. Ora mi taccio perché ho sforato di un minuto e non vorrei togliere tempo agli altri. Grazie mille. Grazie Mattia. La parola a Paola Pilisio, l'ultimo intervento. No, Paola, non avevi... Scusate. Mi sembra che i nodi siano un po' questo dei grandi impianti e un po' anche questo sul paesaggio, diciamo, interpretazione di paesaggio. E poi cerco di rispondere anche a questa cosa che ha detto Mattia, se posso, che trovo molto interessante. Allora, la questione dei grandi impianti, Lorenzo diceva prima che la proposta, quella dei comitati, cioè di comunità energetiche, piccoli impianti, eccetera, eccetera, dice poi se parli con ingegneri ti dicono che questa cosa non è possibile per una questione appunto di sistema, di mantenere la rete. Ma allora sui grandi impianti diamo ragione al governo, insomma, che è ovvio che poi ci mette il metano per mantenere i grossi impianti, perché il problema è questo, che i grossi impianti da soli non ce la fanno comunque, perché si andrebbe comunque a una sovrapproduzione di energia, molto sovrastimata rispetto a quello che il fabbisogno sardo, ma adesso lo mettiamo tra virgolette, insomma, anche per rispondere al messaggio di Mattia, al commento di Mattia. E poi il paesaggio, Lorenzo lo sogna, io dico Lorenzo che insomma i giovani, che vuol dire i giovani in questo momento rispetto insomma a noi che siamo più grandi, lo sogna diverso quello della Sardegna. Io penso invece che a volte si è caduti nell'errore di creare, come dire, in quel posto, ma tanto non c'è niente. Ci sono molti paesaggi sono belli perché non c'è niente. La Sardegna dal punto di vista costiero è molto antropizzata, sia dal punto di vista industriale, perché le grosse industrie sono state fatte, a parte Ottana, sono state fatte tutte sulla costa. Residence, turismo, insomma, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, il paesaggio vero, paesaggio poi vuol dire luoghi dove le persone vivono, e soprattutto l'interno, sono i paesi,
paesi che dobbiamo comunque difendere già dallo spopolamento. Se poi c'è lì, come dire, immagino Isili, dove vive Luigi, ci sono stata, cioè è un paese molto piccolo, cioè veramente se lo circondi di paleoliche, un paese che ha artigiani meravigliosi, tante maestranze, cioè non me lo immagino circondato di paleoliche. Ora, è vero, c'è un costo da pagare, ci sarà un prezzo da pagare, però cerchiamo di pagarlo il meno possibile. E qui cerco di collegarmi al ragionamento che ha fatto Mattia, che trovo molto interessante, un ragionamento di sinistra, appunto, dice se c'è energia da dare, perché no? Cioè diamola anche agli altri. Sì, sarebbe bello, però in questo momento abbiamo, come dire, dei nemici più grossi da abbattere prima di poter ragionare in questi termini. Ripeto, ieri è stato, lo ribadisco, è stato siglato l'accordo sulla dorsale, quindi la dorsale vuol dire che, ritornando alla questione paesaggio, insomma, la Sardegna verrà sventrata, quindi sventrata in terra, sventrata in aria, in cielo e in mare. Credo che abbiamo comunque pagato come isola un prezzo veramente, e stiamo ancora pagando, altissimo dal piano di rinascita in poi, e forse alla fine, essendo anche al sud, essendo un'isola, forse siamo quelli che insomma come dire, questa transizione è quella a cui siamo quelli a cui ci deve costare il meno possibile, ecco. Finito. Grazie Paola, anche per insomma, la brevità del tuo intervento. Io direi che ci avviamo alle conclusioni. Vorrei leggere giusto 2 commenti e poi dare anche l'opportunità a Lorenzo di rispondere ad alcuni commenti che mi segnalava prima. Ciriaco Davoli, che saluto. Il ciclo di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia deve essere sottoposto al totale controllo pubblico. Silvio Keivan Nemati Fard, a mio parere è un errore ragionare in termini di sacrificio rispetto all'installazione delle fonti rinnovabili. Cioè, credo che se il centro della transizione energetica si spostasse verso il nord Italia, la subalternità della Sardegna sarebbe semmai aggravata. Trovo molto efficace il commento di Mattia sull'esportazione di energia pulita, che consentirebbe davvero di avere uno strumento di forza nel riequilibrio dei rapporti con lo Stato e non solo. Un altro commento fatto da Bastiano Fadda: quello che proprio non si può accettare è che la Sardegna diventi la pila dell'Italia. Se si devono fare gli impianti, che siano eolici o fotovoltaici, devono essere per e solo per la Sardegna e i sardi. I sacrifici li stiamo già facendo, dando 30.000 ettari al demanio militare, dove i governi di destra e di sinistra continuano a devastare ogni tipo di ordigno. Perciò tutto quello che ci rimane a livello paesaggistico deve essere difeso con le unghie e con i denti. Un altro commento, l'ultimo, da Giovanna: il paesaggio non è soltanto un aspetto cosmetico. Giovanna Sanna scrive bene: il paesaggio è componente vitale. La compravendita fra privati di spazi che influenzeranno attività future riguarda tutti noi. La Sardegna ha già subito forti impatti, quanto siamo pronti e pronte a lavorare alla visione esposta da Teclem. Non esiste una classe dirigente all'altezza di questa rivoluzione. Lascio la parola a Lorenzo e poi insomma direi che possiamo concludere questo nostro prezioso confronto. Prego Lorenzo. Lorenzo, accendete il microfono a Lorenzo.
Ecco, ce l'ho, ora ce l'ho, ecco, scusate, che bel momento boomer. Allora, dicevo, grazie mille, mi prendo davvero un attimo velocissimo per rispondere a un paio di commenti che giustamente chiedevano chiarimenti sulle cose che dicevo, così allarghiamo anche un pochino rispetto a solo noi 5. Diceva prima Angelica Denadai, mi stupisce che un attivista climatico si dica soddisfatto dalla creazione di un campo eolico, peraltro gestito da una multinazionale. La prima parte in realtà mi stupisce che ti stupisca, ma secondo me è per un segno che abbiamo più bisogno di dialogo. Qualunque attivista climatico al mondo festeggia di fronte a un parco eolico, perché in questo momento il mondo ha un cronico deficit di parchi eolici, cioè la Sardegna, l'Italia, l'Europa e il mondo. Su questo c'è una nettezza incredibile, questo credimi, qualunque attivista climatico, ivi compresi quelli che si fanno buttare in galera, eccetera, eccetera, direbbe la stessa cosa. Però è interessante quando dici gestito una multinazionale, e là è proprio il concetto che cercavo di esprimere prima. Assolutamente no. Io non è che ho un parere mio su Civitavecchia, io sono andato là, ho conosciuto gente del posto che si è fatta la lotta e metto cosa ne pensano loro. Io ho molto la filosofia che mi fido di chi fa le lotte nei posti, ecco, ed è esattamente il motivo per cui mi interessa parlare col mondo dei comitati, anche se non ne appartengo, perché è il vero patrimonio di ragionamento che c'è. E il loro ragionamento, raga, è dire, noi prima morivamo di carbone, ora no. E se qualcuno diceva prima, contento che ha vinto la multinazionale, ma mica ha vinto la multinazionale. La multinazionale ha perso, perché la multinazionale voleva forse anche inserirsi il carbone, ma di sicuro fare il metano. La multinazionale non ha fatto il metano, e non l'ha fatto perché si è opposta alla gente. Sta chiudendo il carbone e chiude perché ci sono stati 15 anni di lotta prima, non so, a Civitavecchia e in tutto il mondo, e in più si ottiene, dettaglio non da poco, che i posti di lavoro che andavano persi non stanno venendo persi. Ora poi non sono più aggiornatissimo sulle ultime cose, però io capisco molto bene la gente di Civitavecchia che dice questa è una vittoria, il che non vuol dire che è la vittoria, perché la vittoria è molto più in là. La vittoria è dire che quel parco eolico, ora che l'ho ottenuto, lo vuoi anche nazionalizzare, perché i proventi vuoi che siano di tutti. La lotta non è che finisce là, la lotta continua. Però cazzo, sono una gigantesca vittoria quella, raga. Non so come dire, che si conta se alla fine sarà come sembra che sta andando, che si conta sia nei posti di lavoro non persi, sia nelle reparti di oncologia. Su questo sono nettissimo nel dire cazzo se capisco i comitati di Civitavecchia che festeggiano. Sul tema della decrescita in realtà ha detto Matteo una cosa giustissima. Occhio che queste cose non vanno contrapposte. Occhio che è un trucco che ci mettono per dividerci. Sapete chi parla di più al mondo di riforestazione? Le multinazionali dell'oil and gas. Eni non fa altro che parlare di riforestazione. Perché? Perché fa passare il messaggio che c'è una soluzione più comoda, che non servono ste cose, rinnovabili, chiudere il fossile, basta che piantiamo tanti alberi e il problema si risolve. Ecco, la pallottola d'argento sul clima non c'è. E chiunque vi venga a dire che c'è una sola soluzione, che si chiami rinnovabili, che si chiami decrescita, che si chiami riforestazione, che si chiami cattura di carbone in atmosfera, una sola soluzione che risolve tutto, vi sta mentendo. La decrescita è un pezzo importante, ne abbiamo parlato troppo poco oggi. Abbiamo parlato troppo poco di capitalismo e troppo poco di decrescita. Ha perfettamente ragione Mattia, però è un pezzo. Perché se tu decresci, al massimo puoi decrescere le emissioni. Invece di emettere 100, emetti 80. Ma noi non vogliamo emettere 80, noi vogliamo emettere 0. E quindi serve decrescere, ma quell'energia che continueremo a consumare, viva Dio, l'energia delle scuole, degli ospedali, dello spostarci, del nostro cibo, quella deve essere pulita. E qua sta la sfida. Come la creiamo questa energia pulita? Non ritorno sui temi di prima, dico un'ultimissima cosa e mi taccio. Ed è proprio sul paesaggio, perché qui mi fa sorridere, da quando si litiga sulle paleoliche, io difendo sempre quelli che dicono guardate che il paesaggio ha un valore relativo, eccetera, eccetera. Su altre cose sarei un talebano del paesaggio, tipo sul turismo, per me è assurdo che in Sardegna abbiamo sacrificato il paesaggio per il turismo, quando è chiaro che il paesaggio viene ben prima dei gusti del milanese che viene in vacanza o dello sceicco del Qatar. Però c'è una cosa che dobbiamo dirci. Paolo diceva prima, ad Isili, Isili il paese che dicevamo, giusto Luigi? Isili non ce l'ha le paleoliche adesso, no? Però Isili ce l'ha l'energia ora. E com'è possibile? Guarda, questo è un paradosso che non riguarda Isili, riguarda Sassari, riguarda una parte dei posti della Sardegna. Cioè che il sistema fossile, per sua natura, concentra. In questo momento in Sardegna tutto il prezzo sanitario e paesaggistico dell'energia la stanno prendendo in pochissimi. Chi vive attorno alla Saras, chi vive attorno a Fiume Santo, a Portovesme, pochissime comunità in Sardegna prendono il prezzo di tutti. E il paradosso è che ci siamo così abituati che ci sembra normale che accendiamo la luce a casa a Sassari, che ste robe non le vediamo perché sono lontane, poi neanche così lontane, stintino, ma voglio dire, in qualunque altro posto della Sardegna che non sia quelli che ho nominato, e l'energia elettrica sembra una magia, sembra che arrivi da nessuna parte, ma non è vero. Ci sono altri che stanno prendendo il cancro per noi, oltre che il costo paesaggistico. Questo vuol dire che se abbattiamo il sistema fossile, abbattiamo anche questa iperconcentrazione, distribuiamo, ed è una cosa bella delle rinnovabili, democratica, che sono diffuse. Diffuse vuol dire che le vedremo tutti. Ora le vedono in pochissimi impianti energetici, le vedo solo che ha la sfiga di viverci vicino. Se facciamo la transizione li vedremo tutti. Per la prima volta le persone di Isili
potrebbero aprire la finestra e vedere su un impianto energetico. Fino ad ora l'hanno delegato ad altri, non per colpa loro, perché il disastro è uguale, che sono disastri, è il sistema energetico fossile che funziona così. Sta roba per me è un dato di fatto, ma per me è un dato di fatto bello, perché io la voglio un'energia diffusa. Mi piace molto di più l'energia diffusa, che magari implica che nella collina di fronte a casa c'è una pala eolica. Mi piace molto più quello rispetto all'energia concentrata che fa ricadere su pochi non solo l'impatto paesaggistico, ma l'impatto sanitario, il tumore e tutto quello che sappiamo. Il tutto, ragazzi, se facessimo davvero un'energia democratica per il fabbisogno sardo e per quel po' di esportazione che è giusto fare, non vuol dire affatto mettere una pala eolica sulla testa di ogni persona. Ho finito, grazie mille. Bene, allora io Volevo dire a ringrazio Lorenzo, scusate, tolgo un attimo il microfono, Luigi. Ringrazio Lorenzo. Prima di concludere questo dibattito, visto che Easily nell'intervento di Lorenzo è stato citato almeno una decina di volte, direi che lascio l'ultima parola a Luigi e poi ci salutiamo, anche perché sono le 21:25, quindi abbiamo un po' sforato di 25 minuti, ma vorrei dire che insomma, a tutti i nostri relatori che possiamo continuare questo confronto anche attraverso dei contributi scritti che possiamo pubblicare anche, insomma, nei prossimi giorni con i prossimi numeri del Manifesto Sardo. Ho ascoltato con interesse tutti i vostri interventi e penso che possano risultare dei preziosi contributi anche, insomma, da leggere a mente fredda. Luigi. No, semplicemente per ricordare un dato. Nel nostro territorio ci sono già impianti energetici da fonte rinnovabile e attualmente noi facciamo il 360% del nostro consumo energetico in energia rinnovabile. Abbiamo un grande parco eolico tra Nurri e Isili, abbiamo un grande impianto solare nella zona industriale di Predeguaddu e ne abbiamo un altro al confine fra Serri ed Escolca. Quindi teniamo conto anche di questo, che ci sono dei territori che già stanno permettendo ad altri di accendere la luce in maniera pulita, e forse nel ragionamento complessivo di razionalizzare questa rivoluzione energetica dovremmo anche prendere in considerazione l'ipotesi che questi territori che già stanno dando non devono essere ulteriormente inflazionati, ma ci vuole appunto un raziocinio profondo e profondamente democratico nel modo in cui ci approcciamo a questa rivoluzione necessaria. Grazie Luigi, grazie a tutti. Vi ricordo che questa diretta sarà possibile, si potrà riascoltare sia su YouTube sia su Facebook attraverso i canali del Manifesto Sardo, anche nel nostro sito. È andata in diretta anche nel sito del Manifesto Sardo. Vi ringrazio per questo confronto prezioso, ringrazio Lorenzo e Mattia e anche Luca Pirisi per il sostegno alla regia di questa sera. Ringrazio Luigi e i comitati contro la speculazione energetica, ringrazio Paola a cui chiedo di vincere la pigrizia e di continuare a scrivere nel Manifesto Sardo, e buona serata a tutti. Grazie. Ciao, buona serata.